Oltre all'ormai atavico ritardo infrastrutturale, forse colpevolmente metabolizzato al punto da sembrare un fatto ordinario, il territorio agrigentino è costretto a scontare anche un degrado derivato dall'abbandono delle opere, lasciate spesso in balia degli agenti atmosferici e prive di manutenzione. Così, ponti chiusi per rischio crollo. Ad Agrigento il Petrusa e il Morandi sono diventati il simbolo di una viabilità in ginocchio, strade interne che assomigliano a campi da golf, buche disseminate di qua e di là e gallerie che fanno acqua con pericolose infiltrazioni. E la cronaca di oggi ci porta lungo la statale 115 che collega Sciacca con Agrigento. Calcinacci nella notte venuti giù all'interno del tunnel Carebbici tra i comuni di Montallegro e Siculiana e circolazione chiusa con disagi per gli automobilisti. Per fortuna nessuna conseguenza, non c'è stato nessun ferito. Il conducente di un'auto ha notato il cedimento di alcune parti e ha segnalato alla linea 113 l'accaduto. Subito sul posto sono intervenute polizia stradale e vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il tratto di arteria. La galleria in direzione di Sciacca è stata chiusa e il traffico è stato deviato in direzione di Agrigento con doppio senso di circolazione. Intanto i tecnici dell'ANAS dovranno verificare la stabilità della struttura ed effettuare eventuali lavori di ristrutturazione. Nel luglio del 2015 era avvenuto un altro crollo all'interno della stessa galleria. In quell'occasione diversi automobilisti rimasero intrappolati all'interno per circa un'ora. La politica, le istituzioni affaccendate in altre faccende farebbero bene e meglio ad occuparsi del territorio che sta andando alla deriva e non solo per le strade.